Poi c'è il problema della proliferazione e poi c'è il problema dei costi. È veramente indecente sentir parlare costa poco. I miei colleghi della Sapienza Ingegneria pubblicano periodicamente la tabella dei costi, kilowattora elettrico prodotto con il gas 4 centesimi di euro, 5 se sono piccoli impianti, con l'olio combustibile 5,5, con il carbone 6,5, 7. Sul nucleare non ci mettono nulla perché dicono che ci mettiamo se non sappiamo quanto costa lo smaltimento delle scorie, quanto costa segmenti del ciclo del combustibile. Però c'è chi invece questo calcolo lo fa. E altro appuntino, è il Department of Energy statunitense che pubblica per il nucleare 6,2 centesimi di euro, mettiamo tutto a euro, se gli impianti hanno già ammortizzato il costo di impianto. Se no bisogna aggiungerci quei 2,2 centesimi di euro che con la legge del 2005 Bush ha messo per rilanciare l'industria elettromeccanica nucleare. Allora, quale? Poco costoso. E questa è l'altra prospettiva su cui lavora Generation 4. E vi dicevo, c'è la proliferazione militare, perché tutti questi settori, 1980, le Nazioni Unite, studio INFCE, qualsiasi ciclo del combustibile nucleare è intrinsecamente proliferante. Ma mi limito all'ultimo capitolo, che è il più vergognoso, compagni, perché si tollera l'inganno su tutto, ma non sulle questioni della salute. Sapete che cosa vuol dire, appuntino, ICRP, Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Ionizzanti? È la commissione che dà a tutti i governi le raccomandazioni per le normative. Appuntatevi, pubblicazione 103 del 2007, è l'ultima, periodicamente aveva dato i suoi elementi di sapere. Sapete, compagni, che cosa significa, qual è la definizione di dose massima ammissibile di radiazioni? Voi direte che se è ammissibile sarà quella dose al di sotto della quale non c'è rischio. No, cari. La definizione di dose massima ammissibile è quella dose cui sono associati effetti somatici, cioè tumori e leucemie, effetti genetici, cioè sulle successive generazioni, che si ritengono accettabili a fronte dei benefici associati a siffatte attività con radiazioni. Ve l'ho recitata a memoria. E viva la faccia, senza la nostra ipocrisia, con quella franchezza, pragmatismo anglosassone, l'ICRP ci dice, ci spiega quali sono i benefici. Sono i benefici economici dell'energia elettrica prodotta. In soldoni, che significa? Dose per le popolazioni 1 millisievert, cioè il raddoppio del fondo naturale di radioattività, la radioattività che la crosta della Terra emette, raddoppiata. Per i lavoratori, forse non ci credete,